È un progetto che tiene insieme i territori di Rosolina e il territorio di Chioggia, è un progetto che mette insieme una pista ciclabile che va dall'Adice al Brenta, è un progetto che nasce dai territori con le migliori esperienze progettuali dei territori di Sant'Anna, con una collaborazione con i territori delle frazioni di Cavanella, con Rosolina. È un progetto che non ha nulla a che vedere con l'Avento, che è un'importantissima pista ciclabile, ma che taglia esternamente i nostri territori. Questo è un progetto ciclabile a vocazione urbana, teniamo conto che Chioggia è una delle capitali europee del due ruote e quindi la stessa frazione di Sant'Anna ha 4.000 abitanti e quindi capite bene che è intanto un progetto che si cala sulle esigenze dei cittadini delle frazioni che devono raggiungere la città, si cala anche sulle esigenze turistiche del nostro territorio, perché risulta evidente che chi soggiorna nei nostri campeggi o nelle nostre strutture ricettive ha la necessità di percorrere percorsi ciclabili che, a differenza dell'Avento che ha un ampio respiro, qui si cala in un percorso ciclabile dove si è in mezzo bellezze naturalistiche, bellezze architettoniche del nostro territorio, dei punti di servizio, dei centri abitati che danno dei servizi anche a chi dopo in maniera ciclabile ha la necessità di percorrere il nostro territorio non dalla parte più campestre ma dalla parte più urbana, quindi un progetto che tiene conto delle esigenze territoriali e turistiche. In questi anni ne ho viste di tutti i colori e purtroppo non sono mancate strisce continue di sangue sulla Romea e devo dire che è arrivato il momento di fare di più a livello di infrastrutture nel nostro territorio, quindi una ciclabile sicura permetterebbe sia ai cittadini residenti che ai turisti di attraversare il nostro territorio a sud della Laguna di Venezia in tutta sicurezza, senza ansie o paure anche per l'attraversamento della strada statale Romea, che è una delle più pericolose d'Italia e d'Europa, e quindi la necessità è quella di investire anche su una mobilità lenta che coinvolga anche magari la previsione di una ferrovia, di una linea ferroviaria che attraversi il territorio per arrivare fino a Padova e Venezia, dove appunto si tratta di località sia turistiche ma anche in termini di lavoratori che percorrono ogni giorno l'asta della Romea e che con un treno sarebbero molto più agevolati a raggiungere il posto di lavoro in completa sicurezza. Un'opera che ha un punto di forza, quello di ricadere interamente su area demaniale, con la possibilità quindi di evitare tutta una serie di problematiche relative a espropri o problematiche di questo tipo. Progetto che riguarda un territorio che ha necessità veramente, un progetto che può essere diviso in 5 step e quindi può essere realizzato anche in tempi diversi a seconda delle necessità e dell'aspetto economico. Abbiamo supportato e sensibilizzato anche il nostro territorio, il territorio di Sant'Anna, di Cavanella con questo progetto, perché lo valutiamo in maniera molto valida e speriamo che venga accolto anche da volontà politiche molto più, come dire, illustri della nostra. Mette in rete, in relazione i nostri centri abitati con un tessuto molto più ampio, ecco, sia nel punto di vista ambientale che sociale, per favorire anche la messa in sicurezza di strade che sono molto pericolose. Consideriamo che abbiamo dei paesi come il nostro, Sant'Anna, che sono divisi a metà della strada statale Romea, quindi abbiamo delle criticità strutturali decennali, quindi un progetto del genere valorizza e mette più in sicurezza i ciclisti, le persone che abitano, i residenti e anche il turismo lento dei turisti che possono venire da ogni parte d'Europa.